Un debutto a tutti gli effetti per il nuovo centrodestra che per la prima volta nella sua neonata storia si presenterà all'appuntamento con le elezioni europee insieme all'UDC. Una sfida che il suo leader Angelino Alfano ha lanciato da Grumolo delle Abbadesse, dove ha presentato i 14 candidati della circoscrizione nord-est. In lista nomi noti del panorama politico veneto, dal presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato al capolista, l'europarlamentare uscente Antonio Cancian, che parla di un modello veneto da esportare in Europa. A me piacerebbe portare più sistema nord-est in Europa. Io vedo che non c'è sistema del nord-est, della mia zona, della mia area, delle mie regioni, che non la vedo come sistema e tantomeno non la vedo come sistema in Europa. Quel Veneto di cui parla a lungo il presidente del nuovo centrodestra Angelino Alfano, che tesse le lodi della gente veneta e che riconosce poi come vi sia una vera e propria questione veneta da portare alla luce. Oggi nel nostro paese vi sia una questione che non è specificamente ed esattamente la questione settentrionale o del nord. Io credo che nel nostro paese occorra dire con chiarezza che esiste una questione veneta. A correre alle prossime europee per il nuovo centrodestra anche Simone Venturini, 26 anni, il più giovane candidato di questa tornata elettorale. Un giovane come quei giovani di cui ha parlato il senatore Maurizio Sacconi, spiegando come sia importante riavvicinare i ragazzi alla politica, offrendo loro delle prospettive che arrivino riappropriandosi dei valori, della tradizione, della nostra storia. Mi riferisco a principi della tradizione nazionale, la ricchezza della persona umana in sé, ma anche nella sua prima proiezione relazionale, cioè la famiglia, e oltre alla famiglia le forme comunitarie nelle quali si inserisce la persona, l'impresa che è una forma comunitaria.